perché non siamo in dentro una cucina, non ci possiamo allargare molto. Cosa faremo? Ve lo spiego molto velocemente. Forse siamo in primavera, se ci va di lusso entriamo in primavera. Di conseguenza la primavera richiama la fragola io credo che se la guardo il dolce lo chiamo primavera, perché proprio è la prima cosa che mangiamo del frutto rosso che ci avviciniamo a mangiare della fragola. Perciò abbiamo preparato, sotto abbiamo un crumble, che è non è altro che una frolla sbriciolata, fatta a pari percentuale di farina di mandorle, farina 00, zucchero di canna e burro. All'interno ho messo dentro un pochino di rosmarino. Non amo saltare molto nella cucina, però alcune cose si legano molto bene. Il rosmarino si lega molto bene alla fragola, secondo me. Poi abbiamo preparato chiamiamola pure macedonia di fragole. Sono delle fragole tagliate, chiamiamo in francese, quasi brunoise, molto piccole, e le abbiamo messe all'interno di un po' di composto di fragole e soprattutto di una gelatina per mantenere la freschezza, per dare una leggera sciroppo, un leggero sciropposo a questa macedonia. Non mettiamo una riduzione che la rendiamo pesante, mettiamo freschezza, ma mettiamo solo una gelatina neutra, la accompagniamo così, e sopra abbiamo preparato una ganache montata. Il termine ganache non esiste in italiano, non posso tradurlo. Viene montata poi in planetaria e viene fatta con fragole, cioccolato bianco, per una lunga conservazione in pasticceria si aggiunge sia dello zucchero invertito sia del glucosio per dare elasticità e mantenimento, e poi una pari percentuale di panna per mettere il montaggio. E alla fine lo finiamo perché a differenza del cuoco che si può sbizzarrire, adesso mi tireranno due lance, si può sbizzarrire e utilizzare molte cose per dare acidità e compensare il sale, in pasticceria è molto più difficile, perché lo zucchero fa sempre da padrone, specialmente quando si è cioccolato. Allora, per sfruttare un po' questi toni bisogna cercare di dare una punta di acidità o di amaro per avere la voglia di mangiare. Noi mangiamo perché abbiamo acidità in bocca, fondamentalmente, perché sennò ci spegniamo. Allora